Buonasera. Oggi è 1, 2, 3, 4. Buonasera ai presenti al quarto incontro di storia dell'arte veneta organizzata dagli Amici dei Musei e dall'Ateneo Veneto. Abbiamo visto nelle volte precedenti come l'Ottocento sia stato un periodo di grande circolazione di opere d'arte, e per i motivi che abbiamo visto fino adesso era più che altro legati alle grandi patrimoni artistici che si andavano smembrando. Però c'è anche un altro fenomeno importante, altrettanto importante, che è quello che, grazie specialmente alle accademie che nascono anche a Venezia, accademie di pittura, di scultura, di grafica, di quello che sia, c'è un grande fiorire di artisti e anche un interesse da parte del pubblico, diciamo non più tanto dotato di borsa come potevano essere il pubblico settecentesco o comunque il pubblico che poteva anche poter comprare grandi teli, grandi opere. C'è un grande interesse alla produzione artistica e alla diffusione della produzione artistica, quindi anche a far vedere da parte di coloro che avevano studiato, coloro che insegnavano alle accademie, coloro che in una qualche maniera erano nel mondo dell'arte, di mostrare con esposizioni nazionali, internazionali o quello che fosse, di mostrare le loro opere. Tenete presente che tra l'altro in questo periodo è un mondo in cui anche si affacciano al mercato dell'arte gli americani, e quindi con anche lì sì che c'erano dei grandi patrimoni che erano disponibili per l'acquisto. Comunque si crea prima a Venezia con l'Accademia, con le mostre dell'Accademia, con l'esposizione d'arte permanente, che è sostanzialmente una catena che funziona per tutta Italia, ma poi anche con le grandi esposizioni di Parigi, di Londra, si crea un circuito d'arte molto importante alla quale partecipano anche molti artisti veneziani e veneti, fino ad arrivare poi alla creazione della Biennale nel 1895, che è il lancio definitivo. Su questi argomenti che ho brevemente introdotto abbiamo chiamato Vittorio Paiusco, giovane, studioso. Abbiamo detto che quest'anno volutamente si è puntato su, come un dire, dei volti nuovi. Tu forse è la prima volta che vieni a parlare all'Ateneo, no? Ecco, va bene. Allora sei già rodato? Va bene, allora sì, allora hai già avuto il battesimo dell'Aula Magna, tanto meglio. E Vittorio Paiusco è nella nostra università a Ca' Pesaro, a Ca' Foscari, e appunto fa parte del corso di storia dell'arte contemporanea, e il suo ambito di ricerca copre l'arte moderna e contemporanea, con particolare attenzione alla storia della Biennale di Venezia e delle altre esposizioni d'arte del XIX e XX secolo. Ha già un bel numero di pubblicazioni, e direi a questo punto, con questo bellissimo quadro di Tito alle nostre spalle, famoso, ti lasciamo la parola e ti ascoltiamo molto volentieri. Buonasera a tutti, grazie mille per l'invito. Allora, comincio subito perché ho portato tantissime immagini, quindi vediamo se riesco a farle vedere tutte. L'argomento è molto, come dire, denso, quindi mi è stato chiesto un titolo, io l'ho fatto bello largo, poi ovviamente dovrò, come dire, trattare alcuni casi di esposizioni, alcune case di opere passate alle esposizioni. Comincio subito facendo un po', insomma, spiegando un po' il contesto. Allora, come ha detto il professore,
all'inizio dell'Ottocento, insomma, le mostre sono governate dalle accademie, quindi nella prima metà dell'Ottocento soprattutto, poi le cose vedremo cambiano. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che le accademie, i professori dell'accademia decidono quali opere far passare alle mostre annuali o biennali che organizzano le stesse accademie, e anche le mostre, quelle più grandi, per esempio le esposizioni universali, c'è sempre una giuria, e queste giurie sono composte spesso e volentieri dai maestri delle accademie. Quindi è un passaggio, come dire, obbligato, quello del giovane artista che vuole essere conosciuto, per forza, come dire, deve essere allievo di un maestro e poi passare una giuria che spesso e volentieri è composta da quegli stessi maestri. Le giurie, come si vedono in questi quadri della fine dell'Ottocento, inglesi, francesi, insomma, sono anche dei discorsi molto accesi, e anche, diciamo, gli scandali sono dietro l'angolo. Per esempio questo è un quadro francese di un salon. Ecco, sono molto importanti le esposizioni, quelle come dire delle grandi città, quindi i salon parigini o l'esposizione della Royal Academy a Londra, perché in quelle grandi esposizioni c'erano gli acquisti, quelli più importanti, diciamo, erano quelli del re, ovviamente, poi di tutta l'altra aristocrazia, della nobiltà, che tutti andavano a vedere le esposizioni annuali, biennali, oppure le esposizioni internazionali, proprio per questo motivo, per comprare opere. Ed era a inizio Ottocento uno dei pochi modi che un artista aveva di vendere opere, perché non esistevano ancora le gallerie. Per avere delle gallerie d'arte bisogna arrivare alla fine dell'Ottocento, non c'erano altre modalità, insomma, di esposizione. Quando si rompe questo meccanismo di esposizioni annuali di accademie, si rompe qui, 1855, in Francia. Gustave Courbet, i suoi quadri non vengono ammessi all'esposizione annuale, anzi l'esposizione internazionale, che era la seconda esposizione internazionale dopo quella del 1851 a Londra. Questa esposizione, la giuria di questa esposizione erano i professori dell'Accademia di Parigi, e non accettano molti dei suoi quadri. Lui cosa decide di fare? Decide di costruire un padiglione, un gazebo praticamente, all'entrata dell'esposizione universale, mettendo 40 dei suoi quadri. Questo meccanismo praticamente rompe lo schema, come dire, di tu giuria e io giovane artista che devo passare quell'esame della giuria. Lui compra questo edificio, insomma fa costruire questo edificio, è proprio all'ingresso dell'Expo, dell'esposizione universale, e i suoi quadri saranno visti da milioni di persone che hanno visitato quell'esposizione. È la prima volta dove praticamente proprio si, come dire, rompe il meccanismo, il potere delle accademie. La sua mostra avrà un successo enorme, ne parleranno i giornali, quindi il padiglione del realismo è veramente un momento importantissimo. Le sue opere le conosciamo bene, ho messo solo un paio di esempi. Questo è il Salone del 1855 di Parigi. Vedete anche l'allestimento di queste mostre internazionali. Le opere erano affastellate, perché ovviamente le opere che arrivavano alla giuria erano centinaia se non migliaia. Si cercava di metterne il più possibile, la giuria era molto severa, ma insomma tanti venivano messi, vedete, anche su più livelli, in tutti gli angoli praticamente dei luoghi dell'esposizione. Courbet perché viene rifiutato? Perché questo, per esempio, lo notate qua, eccolo qua, il Salone. Questo quadro di Couture è uno dei quadri, insomma, più celebri del tempo, ovviamente un quadro pompier, un quadro che si ispira alla romanità in maniera anche abbastanza decadente. Insomma, Courbet guarda queste cose qua con disprezzo, insomma, e provoca l'Accademia presentando questi quadri giganteschi di temi minimi. Il più famoso è l'Atelier del pittore, guardate le dimensioni, 6 metri per 4 metri, dove lui praticamente racconta proprio il suo disprezzo verso l'Accademia. Quindi si mette lui che sta dipingendo il paesaggio, il genere, quindi quello, come dire, ultimo tra i generi apprezzati dell'Accademia. Davanti non ha un paesaggio ma una scenografia, la vedete sullo sfondo. In ombra c'è un crocifisso, quindi il genere della pittura religiosa che non gli interessa. Ci sono altre figure che rappresentano le scene di genere. Il nudo, che è il massimo per un pittore accademico, la modella nuda lui gli dà le spalle, come dire, questo quadro, l'Atelier del pittore, è la rappresentazione, come dire, di proprio quello che lui non vuole assolutamente fare, quello che lui nega. Questo è uno dei quadri, appunto, che fu rifiutato, ma in quel 1855 fu tanto, come dire, visto, e tanti ne parlarono, quindi si ruppe appunto il meccanismo
meccanismo delle giurie dell'Accademia. Ci sono stati altri 2 casi, poi nella fine 800 ci sono stati altri casi, però sono celeberrimi, quindi non potevo non parlarne. Insomma, questo lo conosciamo tutti, il Salon des Refusés, quando appunto non viene ammessa la colazione sull'erba e tantissime altre opere, però a Parigi nel 63 furono così tante le opere non ammesse che lo stesso imperatore Napoleone III decise di fare lui una seconda esposizione oltre a quella del Salon, prendendo questo edificio, il Palazzo dell'Industria, e lì mettendo tutte le opere rifiutate, quindi c'erano 2 esposizioni in quell'anno. Ultima, sempre parlando di Parigi, l'esposizione degli impressionisti, notissima. Qui è il caso in cui una serie di artisti sono rifiutati dall'Accademia dall'esposizione annuale, e cosa fanno? Tutti insieme accettano l'invito del fotografo Nadar e espongono tutti insieme, quindi creando anche un movimento, come dire, unitario all'interno dei saloni bellissimi che vedete in Boulevard des Capucines a Parigi di Nadar, perfetti perché erano fatti tutti di vetrate, quindi ottimi per una mostra d'arte. E così Nadar, che era già famosissimo come ritrattista, come fotografo ritrattista, ha avuto anche un sacco di recensioni, un sacco di giornali e giornalisti che hanno parlato di lui e il fatto di questa mostra dell'impressionismo. Questi 3 casi, insomma, hanno rotto un po' quel meccanismo delle accademie. Arriviamo a noi. A inizio 800, come sappiamo bene, insomma, Venezia e il Veneto è ancora sotto all'Austria, quindi bisogna sempre ragionare Milano-Venezia, e ci sono 2 accademie, l'Accademia di Venezia e l'Accademia di Milano. L'Accademia di Milano ovviamente è più importante, nel senso che Milano è la capitale del Regno, insomma, d'Italia, del Lombardo-Veneto. Brera diventa anche come museo, come dire, importantissimo, già pensato da Napoleone come il Museo d'Italia, quindi museo e accademia insieme, come è lo stesso caso di Venezia. Le collezioni museali delle 2 accademie, i 2 musei, sono praticamente coincidenti, cioè le opere, insomma, che ci sono in uno ci sono anche nell'altro, gli stessi autori. E a inizio 800 cominciano le mostre annuali. Diciamo che c'era un passaggio tra gli artisti che esponevano alle mostre annuali dell'Accademia di Venezia e poi c'era un'ulteriore selezione e si passava a Brera. Vi racconto adesso un caso di un'esposizione annuale di un'opera anche molto importante, dell'esposizione del 1837 di Brera, che fu abbastanza celebre per il tempo. Allora, le esposizioni sono annuali o biennali, sono organizzate dalle stesse accademie, c'è una giuria d'ammissione che sono i maestri dell'accademia. Queste mostre delle accademie hanno una struttura abbastanza simile, nel senso che ci sono le opere dei maestri dell'accademia all'inizio e dopo ci sono altre opere dei giovani ammesse alla fine. Si comincia sempre con opere d'omaggio ovviamente al re, all'imperatore. Per esempio questo è il caso di quest'opera, questo ritratto di Giuseppe Molteni, che anche nel catalogo apre il catalogo, quindi dobbiamo immaginarci che era la prima opera che si vedesse proprio alla mostra del 37 di Brera. Un'opera appunto molto interessante, anche perché nel modello, insomma, dell'impostazione del ritratto di Molteni, insomma, c'è un ritratto molto famoso al tempo che ovviamente non è lo stesso livello di Molteni. L'altra opera più celebre del tempo di questa esposizione è questa Venere di Marchesi, uno scultore lombardo. Queste sono le 2 opere che praticamente si trovano all'inizio dell'esposizione. E poi che ovviamente queste 2 opere ci ricordano, insomma, dei quadri molto, molto noti. Molteni si ispira al famosissimo ritratto di Lawrence di Giorgio IV. Insomma, mettere insieme è un po' come dire, non fa onore a Molteni, perché il ritratto di Lawrence che oggi si trova ai Musei Vaticani è veramente meraviglioso, vederlo dal vero è una cosa sconvolgente. Quello di Molteni sembra quasi goffo, anche la tenda sembra totalmente storta, vederle un vicino, guardate qua, rispetto a quello di Lawrence. Insomma, anche lo stesso modello, insomma, Ferdinando non era granché rispetto a Giorgio IV, insomma, però come vedete la posa, l'impostazione era esattamente lo stesso, e nel catalogo che mi sono proprio riletto
Ieri si dice proprio che l'ispirazione era questo ritratto famoso di Lawrence, così come la scultura che apriva la mostra di Marchesi è un chiara ispirazione a uno degli artisti insomma più celebrati dell'Accademia di tutto il mondo, che era Antonio Canova, e lo si vede molto bene in questa Paolina. Anche qui messi a confronto, ovviamente Marchesi, che è una bellissima scultura quella di Marchesi, ma al confronto con il modello canoviano sembra quasi una nuda in vasca praticamente la Venere di Marchesi rispetto alla perfezione di Canova. Queste erano le due opere d'apertura di quella mostra. Tra l'altro in mostra c'era anche questa bellissima scultura di Bartolini, uno insomma dei capolavori della scultura del tempo, che era stata realizzata nel 1933 ma si trovava nella mostra del 1937 perché l'aveva comprata Paul di Pezzoli, ancora oggi si trova al museo Paul di Pezzoli di Milano. Un vero capolavoro, ma che fu all'epoca anche un po' contestato perché il titolo, vedete, La fiducia di Dio, la signora Paul di Pezzoli la commissiona nell'anno della morte del marito. Questa fiducia di Dio, una donna totalmente nuda con una capigliatura del tempo, poi questo realismo molto accentuato insomma del corpo, questo corpo giovane, insomma un tema religioso, associarlo a una figura femminile totalmente nuda era un po' per il tempo insomma un po' forte come immagine, però ebbe grandissimo successo e Bartolini sappiamo che è uno degli scultori dell'Ottocento più noti. Vi ho messo questa scultura che c'era esposta nel 1937 perché questa si era già vista alle mostre, ma un'altra scultura di un veneziano invece si vede per la prima volta e tutti si parlò moltissimo di questa scultura per tantissimi anni, ed è questa qui. Luigi Ferrari, Laocoonte. Io l'ho vista recentissimamente l'anno scorso perché finalmente la si può rivedere questa scultura. La Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia ha riaperto l'ala, come dire, ottocentesca, che era chiusa da tantissimo tempo, e oggi la si può rivedere. È veramente eccezionale da vedere dal vero, quindi un effetto veramente come dire molto molto importante. Allora, questa scultura che nel 1837 viene esposta con un gesso, infatti vedete la data 53, la versione in marmo, e fece parlare tantissimo di questo giovane scultore Luigi Ferrari, di famiglia di scultori, allievi di Canova, insomma, quindi erano una famiglia insomma di scultori. Poi Luigi diventerà maestro di scultura all'Accademia di Venezia. Questa scultura fece parlare tantissimo perché è la prima volta che uno scultore contemporaneo si metteva in competizione, osava scegliere il tema del Laocoonte, che era un tema, come dire, mitico per il tempo. Se voi andate ancora oggi in tutte le accademie del mondo trovate la copia del Laocoonte Vaticano, quindi tutti i giovani artisti devono copiare quella cosa irraggiungibile. Nessuno mai aveva osato, come dire, interpretare quella scultura quindi in maniera differente, e lui ce la fa, e devo dire che si inventa, come dire, una composizione, un modello differente, e tutti insomma i giornali scrissero moltissimo di questo nuovo Laocoonte, tanto che poi, una volta esposto il gesso, ci fu una sottoscrizione pubblica per realizzare il marmo, che fu realizzato qualche anno dopo, nel 1953, e che si trova oggi alla Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia. Eccole qua delle immagini, vedete proprio il cambio di posizione rispetto al Laocoonte che conosciamo tutti, che adesso ve lo metto, l'ho anche messo, eccolo qua, famosissimo, avevo anche messo, è stato ritrovato nel 1506 a Roma, una scultura insomma notissima, ci sono libri, c'è un bellissimo libro di Setis che parla di tutto, tutte le versioni del Laocoonte, la storia del Laocoonte. È stato trovato in pezzi in una vigna, si conosceva questa scultura del periodo ellenistico molto probabilmente, e la storia ci racconta che nello scavo furono appunto chiamati Michelangelo e Giuliano da Sangallo a vedere questa cosa in pezzi, dei serpenti che emergevano dalla terra, e dopo l'hanno ricostruita ed è venuto fuori questa scultura mitica che già la tradizione raccontava. Quella scultura rimarrà nella storia come un modello insuperabile di movimento, di espressività, insomma quel corpo in torsione fu per tutti, come dire, i giovani artisti una sfida grandissima. Tutti gli artisti devono copiare il Laocoonte, il giovane artista in formazione deve copiare il Laocoonte per capire la torsione del corpo, l'espressività del viso, la drammaticità dei volti, mai nessuno l'aveva, come dire, reinterpretato, e un giovane scultore veneziano appunto osa fare questo e ne esce, come dire, vittorioso. Bellissima la frase di Sagredo, che è appunto una delle recensioni del tempo, degli scultori veneti, tra i quali enumeriamo molti valorosi Provetti e giovani valorosi, ed uno di questi sorge ormai gigante, Luigi
Luigi Ferrari, garzone ardimentoso, mosso dalla prepotenza d'animo ardente, osò disputare la palma ai greci col suo Laocoonte e mostrava che ormai cimento nessuno è arduo per lui. Quindi il tema interessante è disputare la palma ai greci, no? Come dire, il modello insuperabile che lui addirittura è riuscito a superare. Come vedete ha cambiato il momento, come dire, della storia, ha preso appunto, ha più puntato sulla figura dell'uomo, del vecchio Laocoonte, insomma un figlio già morto per terra, l'altro che sta per essere insomma avvinghiato dal serpente, e quindi non è il momento, come dire, dell'urlo, del dolore come invece era la statua ellenistica, un momento differente, però questa invenzione di questo braccio verso l'alto, quindi dare anche una forma, una composizione diversa al gruppo scultoreo, è risultato veramente eccezionale. Luigi Ferrari magari lo si conosce poco, ma se si leggono le storie, come dire, dell'Ottocento, delle accademie, viene sempre citato questo Laocoonte, quindi rimase, come dire, nell'immaginario collettivo con un'opera veramente eccezionale, che adesso per fortuna si può rivedere dopo un lungo restauro, ed è stata adesso tirata fuori dai depositi ed è esposta nell'ala ottocentesca della Tusio Martinengo di Brescia. Allora, dall'esposizione dell'Accademia si fa un salto in avanti, si passa alle esposizioni nazionali. Quando avvengono e che cosa sono le esposizioni nazionali italiane? Allora, dal momento dell'Unità d'Italia, 1861, lo Stato italiano fa proprio come dire, organizza queste esposizioni con l'idea anche di creare un'identità nazionale dal punto di vista artistico. Le esposizioni vedete che sono più o meno ogni 10 anni, alcune volte anche meno di 10 anni, in città ovviamente della cultura insomma, italiana. Si comincia da Firenze e non è un caso quel 1861 a Firenze, perché era proprio la culla dell'arte insomma, del nuovo Stato italiano. Queste città, queste esposizioni sono nazionali, che vuol dire che vengono chiamate tutte le regioni italiane ad esporre e mandare i loro artisti. Interessante il caso del 61 di Firenze, dove l'esposizione fu svolta dentro la stazione Leopolda, che oggi sentiamo nominare per altre vicende, e la stazione Leopolda, che è una stazione dei treni che era stata creata pochi anni prima, ma era già stata abbandonata perché la linea, come dire, verso Livorno insomma non era già la nuova stazione insomma in Santa Maria Novella aveva sostituito, come dire, la vecchia stazione. Quindi questo grande edificio non si sapeva cosa dargli, anche ancora oggi che vocazione dargli, e quindi nel 61 si fa dentro l'esposizione nazionale, e dopo si cercheranno altre vie. Come vedete anche Venezia sarà sede di un'esposizione nazionale nel 1887, e questa sarà insomma la mostra di cui adesso vi parlerò un po' più nel dettaglio. Allora, la mostra dell'87 è importantissima per Venezia, perché Venezia, come sappiamo, l'Ottocento veneziano, insomma, anche nel momento dell'Unità d'Italia, delle entrate in Italia nel 66, dal punto di vista economico la nostra città, insomma, è molto abbattuta, no? Ha perso molti commerci, si vedono le foto della fine dell'Ottocento dove c'è tantissima popolazione, tantissima povertà in città, quindi anche il Comune di Venezia sta pensando, come dire, qualcosa per sollevare la città, fare qualcosa. L'esposizione potrebbe essere un momento, come dire, di riscatto per la città. Perché? Perché un'esposizione vuol dire che bisogna realizzare degli edifici, insomma arrivano dei soldi per realizzare questi edifici, arrivano tanta gente teoricamente per le mostre, e la città in un certo qual modo anche cambiano, perché sappiamo che le esposizioni, soprattutto quelle internazionali, nazionali, cambiano anche il volto delle città, cioè si costruiscono degli edifici che poi rimangono proprio nel tessuto urbano della città. Allora, infatti Venezia nel 1887, in attesa dell'esposizione, cambia un po'. In particolare si comincia a pensare di realizzare alcuni monumenti che noi conosciamo bene, che sono... questo è una cosa particolare che avevo messo. Non so se lo conoscete, questo è veramente un capolavoro meraviglioso, se non l'avete mai visto andate a Rovigo a vederlo. È un diorama di 23 metri che ci fa vedere Venezia
secondo me proprio in questi anni 81-87, cioè prima dell'esposizione nazionale, quindi è una visione su carta praticamente il pittore è fermo a San Giorgio e tutto quello che gli passa dai giardini fino alla punta della dogana e la Giudecca dall'altra parte. Aveva una funzione, era in una stanza circolare, una sorta di lanterna magica, insomma una funzione praticamente legata quasi a una visione fotografica della veduta di Venezia. Una volta ce n'erano tanti, si parla spesso dei diorami, poi sono andati tutti persi perché potete immaginare 23 metri o 20 metri comunque di carta, poi andavano ravvinati, e questo è stato ritrovato insomma in tempi insomma non troppo in là, ed è veramente sconvolgente. Ma l'ho messo perché il diorama ci racconta la zona dei giardini, quelli che oggi noi chiamiamo della Biennale, prima proprio dell'esposizione nazionale, quindi prima dell'87, quindi si vede la montagnola appunto dovuta insomma sapete che sotto ci sono dei monasteri, il monastero di Sant'Antonio, quindi tutti questi materiali di scarto che poi sono stati appunto creati una sorta di giardino all'inglese, e si vede praticamente un parco totalmente verde. Il Comune di Venezia nell'87 decide che lì verranno messi, come dire, i primi padiglioni diciamo fieristici, i primi padiglioni espositivi per la mostra dell'87. La città, stavo dicendo, si rifà appunto la faccia, e per esempio se c'è un'esposizione nazionale italiana, anche Venezia deve diventare italiana, quindi bisogna mettere i monumenti a, come dire, i miti della storia italiana, quindi Vittorio Emanuele e Garibaldi. Vittorio Emanuele, progettato da Ettore Ferrari, questo grandissimo scultore romano, molto potente, era capo della massoneria, era insomma uno veramente delle figure, come dire, predominanti dell'arte del tempo, che realizza tantissime sculture, quasi tutti i monumenti dell'Italia, insomma del secondo Ottocento e primo Novecento italiano sono realizzati da Ettore Ferrari. E poi benvenuti il Garibaldi, che conosciamo bene in fondo ai giardini. Interessante il monumento di Vittorio Emanuele, perché non si sapeva dove collocarlo, quindi si fa una statua diciamo in cartapesta di legno, insomma una struttura per capire in quale posizione poteva starci questo monumento, che è molto grande per Venezia, perché, come dire, ha una misura notevole. Quindi queste foto molto belle ci raccontano proprio le varie ipotesi del collocamento, esattamente, sono molto simpatiche, del collocamento del monumento. Si pensava di fianco alla basilica, più centrale verso la piazza, in piazzetta, verso il molo, come dire, vicino alle colonne, e poi si arriverà, come dire, anche questo vicino al Palazzo Ducale, e poi si arriverà, diciamo, alla colazione, quella diciamo meno, come dire, di impatto, che all'epoca era alla fine del percorso del molo, no? Perché sappiamo bene che la strada dopo è stata creata nel periodo del fascismo, insomma via dell'impero, insomma, quindi all'epoca insomma lì finiva, come dire, il canale, quindi il monumento era molto, molto visibile, insomma si arrivava dall'acqua, quindi era uno degli spazi, come dire, più visibili in assoluto per un monumento così grande di scala proprio per Venezia. Eccolo qua. Ettore Ferrari è lo scultore del Moro di piazza Campo dei Fiori a Roma, oppure del bellissimo Garibaldi di Rovigo, veramente una bellissima scultura quella di Rovigo, e di tante altre sculture. Invece Augusto Benvenuti, entrambi i monumenti vengono inaugurati proprio nell'esposizione dell'87, anche se sono realizzati qualche anno prima, insomma proprio 85-86, ma l'inaugurazione ufficiale di entrambi i monumenti è proprio durante l'esposizione nazionale. Molto interessante che durante l'esposizione nazionale di Venezia dell'87 si fa una rivista molto bella ancora oggi, proprio una rivista, non mi ricordo se era settimanale, quindicinale, quindi che si trova tutta nelle biblioteche, insomma molto piacevole da sfogliare, dove si parla di tutte le opere d'arte, di tutto quello che succedeva nella città, quindi è veramente un documento anche dal punto di vista fotografico fondamentale per noi, perché vediamo le opere, gli allestimenti, insomma i padiglioni che sono stati creati nell'87 a Venezia. Eccolo qua in Garibaldi, quel famoso garibaldino dietro.
entriamo dentro all'esposizione nazionale. Allora si costruisce sulla riva proprio dei giardini questi grandissimi padiglioni in parte in muratura, in parte in vetro, insomma sono queste grandissime esedre che vengono costruite, che affacciano proprio sull'acqua, quindi un dispendio, come dire, economico grandissimo per costruire questi padiglioni. Vedete che proprio affacciavano sull'acqua, quindi un effetto bellissimo di questi padiglioni neoclassici con l'affaccio proprio sull'acqua. Si creano proprio anche i moli che noi vediamo oggi fatti insomma con le balaustre, sono create proprio per questa esposizione, per l'approdo delle barche all'esposizione, quindi dobbiamo immaginarci grandissimi corridoi praticamente che contengono quadri e sculture, insomma, che arrivano anche in grande quantità all'epoca. Quali sono gli artisti, insomma, che emergono da questa esposizione? Sono abbastanza noti. Il primo è Favretto, che morirà tra l'altro anche in quell'anno lì molto giovane, ma è l'artista, come dire, veneziano che emerge, come dire, dall'esposizione. Lui che aveva già avuto un grande successo in tante altre mostre in Italia e anche all'estero, però nella mostra dell'87, come dire, ha veramente un grandissimo successo e viene conosciuto in tutta Italia, tanto che le opere esposte nell'87 poi vengono quasi tutte comprate dalle altre città d'Italia e finiranno poi nelle gallerie d'arte moderna di quelle città. Questa è la sala dedicata a Favretto. Favretto morirà proprio nel corso dell'esposizione, quindi cosa fanno? Mettono le ghirlande a lutto proprio sotto i quadri, no? Quindi molto interessante anche questo tema, come dire, dell'artista che muore durante l'esposizione e viene proprio, come dire, celebrato e ricordato durante l'evento. Questi sono i funerali realizzati dentro alle gallerie all'Accademia, insomma, per ricordare proprio, come dire, l'artista più celebre del tempo, quindi come dire, un ricordo pubblico, una celebrazione pubblica proprio dell'artista. Favretto lo conosciamo tutti, ma insomma faccio scorrere un po' di quadri molto noti. Favretto è l'artista, come dire, della pittura del vero, quindi temi, come dire, secondari che diventano ormai pittura importante. Questo è un tema legato all'Accademia, lo scorticato, quindi dei giovani pittori che guardano lo scorticato, che è questa statua famosissima dell'Accademia. Però guardate che bello l'inquadratura di Favretto che ci fa vedere anche il guardiano dell'Accademia, no? Quindi, come dire, rompere anche gli schemi della pittura. Oppure l'interno di un'esposizione, quindi le esposizioni che adesso diventano luoghi frequentati, quindi anche i pittori le rappresentano. La pittura del vero, con questa pittura anche molto, molto libera, e poi l'altra parte di Favretto, che è questa ritrattistica anche molto, molto realistica, che per certi versi, per esempio questo quadro di Capesero ricorda il Degas degli stessi anni, no? Della famiglia Belelli, no? Quindi una pittura quasi iperrealistica, un'impostazione, come dire, molto, molto borghese, ma alla fine della vita Favretto romperà questo schema della pittura, come dire, realistica, per dedicarsi a una pittura molto più mossa e molto più d'impatto, con una grande attenzione alla luce. Questo bellissimo, l'entrata, non mi ricordo il palazzo che era dell'università, no, il nome era Kazan, però Catron, ecco, esattamente. Zen è giusto perché la signora Zen, insomma, c'è tutta la storia, ma oggi è Catron quello lì, bellissimo, no? Con quel taglio della luce radente, insomma, quelle ombre, quindi veramente un piccolo quadro, però densissimo. Favretto, poi vedete come la pittura si sfalda, quindi poi c'è anche, siamo negli anni '80, c'è anche il ruolo della fotografia che comincia a essere importante per la pittura. Questi riflessi ricordano per esempio Naia, gli effetti che Naia faceva nelle fotografie, quindi, e poi questa pittura di ispirazione tiepolesca, soprattutto in questi temi qua molto, come dire, ironici. Questo è il sorcio famosissimo che tutti i giornali mettevano in prima pagina, il sorcio, perché era una rappresentazione, come dire, ironica, ma nello stesso tempo come dire, anche molto, come dire, pensata, no? Il bozzettismo viene definito questo modo di dipingere, queste scelte, come dire, anche dei temi. Oppure il bagno, altro quadro notissimo, insomma, questi interni, come dire, di case povere che però piacevano, come dire, alle esposizioni.
oppure il campo San Polo, insomma molto noto, e qui appunto la pittura tiepolesca che proprio sembra, come dire, essersi impossessata di Favretto. Tra l'altro è molto interessante che in questi anni Pompeo Molmenti pubblica un testo dedicato alla Villa Valmarana di Tiepolo, e chi chiama per illustrare quel testo proprio l'amico Favretto, quindi c'è proprio questo rapporto, come dire, tiepolesco, questo revival tiepolesco che poi dagli anni 80 influenzerà tutti gli altri maestri veneziani, Tito, Bressanini, insomma tutti quanti saranno influenzati da Tiepolo fino negli anni 10-20 tranquillamente del Novecento, ma comincia qua, insomma, dal punto di vista della tecnica della pittura, questo riferimento a Tiepolo. E poi il listone moderno, insomma molto noto, il listone invece antico in stile settecentesco, appunto vi ho detto il revival settecentesco che comincia a diffondersi nella pittura veneziana del tempo, e questo bellissimo, veramente i due innamorati, insomma, di Favretto. Questo è un quadro che io amo molto, che si è visto in una mostra al Corriere di qualche anno fa, che era andato in una mostra milanese prima della mostra dell'87 a Brera proprio, e il titolo era Vandalismo, punto esclamativo. Perché? Perché questo quadro racconta di un pittore che sta, come dire, modificando, che sta restaurando, per modo di dire, un quadro proprio di Tiepolo, perché in quegli anni lì c'era il momento degli stacchi degli affreschi. Molte delle ville della Riviera stanno, come dire, vendendo gli affreschi, il caso famoso, quello di Parigi, del Jean-Jacques André, insomma, museo, che vengono proprio staccati questi affreschi di Tiepolo e rimontati in questa palazzina ottocentesca. Insomma, Tiepolo stava insomma rischiando moltissimo, stavano facendo atti di vandalismo. È interessante che un pittore, come dire, del tempo, come dire, denunci questo vandalismo, questo atto appunto di contro proprio un grande maestro. L'altro grande pittore che è stato scoperto proprio a Venezia nell'87 è Segantini. Non è un pittore veneto, sappiamo che Segantini nasce ad Arco in Trentino, e oggi la Svizzera lo considera quasi svizzero praticamente, anche se è nato ad Arco, e viene scoperto perché non si era ancora visto tanto in Italia Segantini, aveva fatto altre mostre in giro per l'Europa, e finalmente a Venezia nell'87 si vedono tanti quadri di Segantini, e lui porta questo amore verso la natura con questi quadri grandi, una tecnica di visionista spettacolare, quindi queste pitture, questi segni pittorici uno vicino all'altro, questi effetti di luce, insomma, veramente impressionanti. Vederli dal vero è totalmente differente rispetto alle riproduzioni. Insomma, Segantini diventa un po' un mito di quella mostra. Quadri molto noti, insomma, che sono passati per Venezia. C'è anche questi sentimenti semplici, insomma, queste immagini che poi diventano delle icone, no? Poi anche stampate sui giornali, diventano cartoline, quindi c'è anche tutta una stampa, come dire, secondaria che pubblicizza queste mostre. Nell'87 c'è la prima apparizione di un pittore che dopo diventerà notissimo, Ettore Tito, che vince un premio minore dell'Esposizione Nazionale dell'87 con una versione della Peschiera Vecchia, che è questo che non conserviamo più. La versione dell'87 è stata dispersa, ci sono solo delle riproduzioni, e lui anni dopo la riproduce in questo quadro che oggi si trova a Roma alla Galleria Nazionale. Però lo stesso da questa riproduzione si può vedere, come dire, la generazione più giovane dei pittori veneziani del tempo come interpretano il tema, quello proprio, come dire, del popolo, il tema, come dire, delle scene di genere veneziane, con dei tagli assolutamente innovativi e assolutamente fotografici. Vedete che qui non c'è più una composizione centrale, un'attenzione verso il soggetto, ma, come dire, è come se si volesse dare più il senso del movimento, il senso, come dire, della folla, no? Quindi questo taglio laterale, noi in primo piano vediamo il bancone della pescheria, e dopo vediamo fino a molto lontano, no? Una cosa tipica proprio del taglio obliquo fotografico. E quindi è la prima volta in cui emerge questo pittore, che poi vedremo sarà il pittore più importante della Venezia di fine 8, inizio 900.
queste sono alcune delle copertine della rivista appunto che viene fatta per l'esposizione artistica di Venezia dell'87, oggi per noi delle fonti assolutamente importantissime, perché sono riproduzioni di opere, riproduzioni di allestimenti, riproduzioni proprio delle sale museali, ci fanno vedere che c'era anche un'attenzione per esempio per le arti applicate, quindi le esposizioni servivano anche per, come dire, vendere e incentivare le industrie, in questo caso a Venezia moltissimo l'industria del vetro, dei gioielli, insomma tutte le parti legate ai metalli, quindi c'era anche tutta questa parte, oppure le ceramiche, il legno, il vetro e via dicendo. Questa per esempio è la sala dedicata ai tessuti. Fine 800 a Venezia cominciano a tornare in auge i tessuti artistici, e Bevilacqua, Rubelli cominciano a, come dire, a produrre nuovamente tessuti e ispirarsi all'antico, quindi c'è un'esposizione proprio di tessuti veneziani. L'esposizione dell'87 è un disastro per Venezia dal punto di vista economico, perché, come dire, l'impegno del comune, degli enti è tantissimo, si creano questi edifici mastodontici, poi il riscontro effettivo delle vendite, insomma, così fanno insomma, una cosa negativa, e anche il riscontro delle recensioni che si leggono sui giornali non è granché. Si era sbagliato qualcosa nel realizzare questa mostra. Venezia forse non era ancora preparata a un evento del genere nazionale, forse la città era ancora, come dire, non pronta al turismo di massa, questo turismo ricco che sarebbe arrivato. Insomma, ci sono dei problemi, il comune ha, come dire, tantissimi soldi di debito, le recensioni sono negative, alcune ve le ho messe qua, ci sono addirittura interi pamphlet che dicono appunto sulle polemiche nate dai soldi spesi per questa esposizione. Vedete, si parla di guerra, no? Di polemica tra una parte e l'altra, che diceva questa esposizione è servita a Venezia, le altre dicevano ma sono stati spesi soldi pubblici per cose, per niente, insomma, quindi questi temi qua che insomma si ripetono ancora oggi. Addirittura in questo insomma, testo fanno proprio delle domande, come dire, quasi retoriche, insomma, sul perché di questa mostra, insomma, cosa è portato, no? Per esempio l'ultima domanda: quale sarà l'avvenire artistico dell'Italia, no? Se questa mostra nazionale ha detto qualcosa per l'Italia o solo ha mostrato alcuni quadri più o meno belli. Ecco, ci sono quelli che hanno fatto polemiche, invece ci sono degli altri, come dire, che hanno cominciato a lavorare su questa idea della mostra, e si è arrivati poi negli anni 90 dell'Ottocento a pensare proprio alla Biennale, e in particolare i due, come dire, che hanno ragionato su questa mostra sono il sindaco Selvatico e il professore Fradeletto, che, come dire, hanno preso, come dire, da quell'esperienza anche i lati negativi, hanno capito cosa doveva essere fatto a Venezia. Per esempio il discorso delle vendite dei quadri doveva essere molto regolato, perché sappiamo bene che come dire, le vendite di quadri sono un elemento importante, e se le vendite si occupa direttamente l'ente possono avere, come dire, dei grandi riscontri. Infatti vi ricordo che la Biennale di Venezia dal 1895 al 1968 aveva un ufficio vendite. Tutte le opere che venivano vendute fino all'anno del 68 della protesta dovevano passare per l'ufficio vendite della Biennale, e la Biennale viveva anche su quello. Dopo il 68 ci sono state le proteste, insomma, dei giovani, così, quindi si è detto la mercificazione dell'arte e così colà. Sta di fatto che dagli anni dopo si è cancellato quell'ufficio, e oggi le opere della Biennale vengono vedute lo stesso, ma la Biennale non prende un soldo da quelle opere. Quindi sarebbe un tema, come dire, da riscoprire. Invece per la prima Biennale, insomma, si pensò proprio di realizzare anche l'ufficio vendite, che sarà uno dei successi, e arriveranno tantissimi soldi. La prima Biennale doveva essere nel 93 per celebrare il 25esimo di matrimonio dei Reali, poi è slittata, insomma si inaugura nel 95 con il sindaco, che ormai non è più sindaco, Selvatico, e Milesi, professore di italiano alla scuola di economia di Ca' Foscari, insomma, che sarà il direttore della Biennale fino agli anni 20, insomma lui morirà nel 30, e questo è il bellissimo ritratto di Milesi proprio nell'anno di morte di Fradeletto. La prima Biennale, allora, la prima Biennale nasce come esposizione da subito internazionale, e questa è già una delle cose che avevano capito bene che dovevano essere diverse rispetto all'esposizione nazionale dell'87.
Il fatto che sia internazionale vuol dire che attirerà sicuramente molto più persone. E come si fa a fare un'esposizione internazionale? Bisogna avere un comitato di patrocinio che si occupi di chiamare questi artisti. E quali artisti da tutto il mondo? È una cosa molto difficile da, come dire, selezionare gli artisti migliori di tutto il mondo, che vuol dire per il tempo, insomma, l'Europa e l'America in pratica. E allora chiamano dei grandi artisti, insomma, che sono quasi tutti, diciamo, del mondo accademico, che loro sono praticamente i promotori, gli organizzatori delle varie sezioni. Quindi, per esempio, non so, vedete nella Francia c'è P.V. de Chavannes, Gustave Moreau, per l'Italia, insomma, Boldini che vive in Francia, tantissimi altri artisti che loro, oppure Zorn, non so, vedo adesso i nomi per la Svezia, la Norvegia, loro chiameranno, come dire, faranno una sorta di selezione per gli artisti da mandare alla Biennale. Questo sarà molto importante perché, come dire, c'è già una scrematura di artisti importanti che porteranno un pubblico, che porteranno dei quadri anche nuovi, che quindi verranno venduti alla Biennale, quindi quello sarà, come dire, uno degli elementi importanti di questa prima mostra del 1895. La mostra, allora, i padiglioni realizzati sull'Acqua dell'87 sono stati poi smantellati nel corso del tempo e si pensò di costruire un edificio più piccolo al centro dei giardini, una sorta di tempietto dell'arte, progettato da due pittori, Bartolomeo Avezzi e Mario De Maria, Mario Pictures, e una sorta di edificio, insomma, teatro praticamente, e tutta la mostra era all'interno. Eccola qua la costruzione, una costruzione molto veloce, infatti poi l'edificio, che in pratica è ancora l'edificio centrale della Biennale, cioè la struttura, la muratura è ancora quello dell'edificio centrale oggi dei giardini della Biennale. È un edificio appunto fatto velocemente, di materiali abbastanza poveri, infatti si è rovinato spesso, insomma è stato cambiato spesso e volentieri, insomma, quindi è veramente ancora oggi un edificio un po' traballante. Eccolo qua finito, tra l'altro aveva dei colori molto accesi, rosso, quindi una sorta di neoclassico, però insomma più allegro, più movimentato. Le mostre era totalmente dentro, viene chiamato edificio Pro Arte, e le varie partecipazioni nazionali sono divisi per sale, quindi c'era la sala tedesca, la sala austriaca, la sala svedese, insomma era diviso appunto per sale. La partecipazione italiana ovviamente era centrale. Eccolo qua, grandissimo successo. Grandissimo successo, arrivano i reali a inaugurare la mostra ed è subito un successo enorme, anche perché si parla sui giornali della mostra, ci sono degli scandali, insomma, legati a questa mostra, legati a alcune opere che vengono esposte, che sono le opere poi che vinceranno. Questa è la foto appunto del re e regina che arrivano a Venezia per la mostra. Questo appunto è la pianta dell'edificio, vedete, tutto sommato molto molto piccolo, insomma, e le lettere dell'alfabeto corrispondono alle partecipazioni nazionali. Queste sono una fotografia, insomma, delle fasi dell'allestimento. Vedete un edificio, come dire, molto decorato all'interno, ci sono anche delle foto, quindi tutti intarsi di legno, i soffitti colorati, quindi si cerca di realizzare un ambiente, come dire, una sorta di salotto praticamente all'interno, quindi i quadri e sculture che vengono ambientati all'interno dei salotti. Vedete che ci sono anche i divani, le sedie, le piante, i fiori, insomma, quindi, e tanti quadri, no? Questa idea proprio, come dire, di tante opere esposte in questa occasione. Vado un po' veloce. Ecco, questo è lo scandalo del tempo, molto noto, Giacomo Grosso, il Supremo Convegno. Eccolo qua, questo quadro fece parlare i giornali, soprattutto religiosi, che dicevano che alla Biennale c'era un quadro scandaloso di alcune donne nude che ballano sopra a una tomba, a un cadavere, praticamente il cadavere di Casanova. Quindi il Supremo Convegno, diciamo, è legato all'erotismo, un erotismo anche macabro, insomma un erotismo nero. Questa cosa fece parlare tutti, il patriarca fece una dichiarazione dove non si doveva andare alla Biennale, insomma, come sappiamo, purché se ne parli, insomma, se ne è parlato così tanto che ci furono le file alla Biennale, tutti per vedere questo quadro che non è neanche tanto bello secondo me, però insomma vinse la Biennale del Tempo, un premio
popolare, perché invece il premio ufficiale della Biennale di quell'anno fu vinto da lui, Francesco Paolo Michetti, la figlia di Orio. Michetti è l'amico, come dire, d'infanzia di D'Annunzio, dell'infanzia pescarese di D'Annunzio. La figlia di Iorio è un'opera di D'Annunzio, e D'Annunzio apre e chiude la prima Biennale con una poesia celebre dedicata all'autunno, proprio nella chiusura della Biennale. Quindi diciamo è una vittoria molto condizionata, insomma, dalla presenza, insomma, del Vate. Anche questo è un quadro gigantesco di 6 metri, e anche questo moltissimo ispirato dalla fotografia. Michetti si è stato trovato dopo un archivio di foto dove tutte queste figure, diciamo, di contadini, di popolani abruzzesi sono fotografati e poi riportati sulla tela, no? Quindi queste grandi tele di tema etnografico, che anche a Roma, il voto, insomma, così. E questa opera, insomma, vincerà proprio la Biennale, e invece Giacomo Grosso il premio popolare. Eccolo qua, Michetti che fa il ritratto ad Annunzio. All'epoca, alla prima Biennale, vince la scultura questo scultore trentacoste toscano, la Derelitta, un'opera molto interessante, anche qua un tema quasi religioso, un po' alla Bartolini. Questa scultura qua fu acquistata poi da Trieste, si trova oggi al Museo Revoltella. E poi nuovamente Segantini che torna e vincerà un altro premio alla Biennale. Quindi praticamente vince Giacomo Grosso, che tra l'altro è l'artista torinese per eccellenza, vince Michetti, che è l'artista, come dire, appoggiato da D'Annunzio, di ambito, come dire, romano soprattutto, anche se era di origine abruzzese, vince Trentacoste, che è il maestro toscano della scultura, e vince Segantini, che è il maestro, come dire, nordico. Chi è che non vince? I veneziani. Nella prima Biennale, insomma, come dire, Venezia fa quasi un passo indietro, nessun veneziano, come dire, vince grandi premi. Ovviamente dalla prima edizione della Biennale alla seconda c'è la rivincita. Nella seconda Biennale vincono tutti i veneziani. Quindi 1895 e 1897, da lì si comincia appunto biennali ogni 2 anni, la mostra è ancora più complessa, ancora più artisti, ma, come dire, gli artisti veneziani, soprattutto quelli che gravitano intorno all'Accademia, cominciano a diventare molto più influenti proprio nel comitato ordinatore. Infatti poi si vedrà che la vittoria sarà un ex aequo, e vinceranno proprio Milesi e Ettore Tito ex aequo la seconda Biennale, quindi 2 rappresentanti, come dire, della pittura nuova di fine Ottocento. Ettore Tito era diventato professore di pittura all'Accademia, Milesi era celebratissimo per queste scene popolari. Scusate, ma ho trovato solo questa immagine. Questo è lo sposalizio di Milesi, che vince proprio la seconda Biennale, ma non sono riuscito a trovarlo a colori. Mi pare che si trova a Roma alla Galleria Nazionale, invece questa è sulla Laguna, che di Ettore Tito, che si trova a Capesero nei depositi. Quindi sono i 2 rappresentanti della pittura, come dire, di genere veneziana, quella che appunto memore di Favretto andavano nelle zone Quintavalle, Chioggia, nelle zone più popolari del veneziano, per riscoprire proprio queste scene popolari e di genere, e poi realizzarle in questi grandi quadri, insomma, con dei colori molto vivi, molto affascinanti, e che al tempo piacevano moltissimo. Quindi Milesi e Ettore Tito vincono proprio la seconda Biennale ex aequo, quindi è un premio, come dire, alla Venezia del tempo, la Venezia della pittura del vero, della fine dell'Ottocento. Non solo Ettore Tito, e vado verso la conclusione che ho visto è tardi, partecipano alla seconda Biennale Esposizione Internazionale, ma vincerà anche Bressanin con il famoso quadro settecentesco della Bottega del Caffè, vinceranno anche altri artisti veneziani, quindi è proprio, come dire, la rivincita di Venezia alla seconda Biennale. Nelle edizioni dopo, quella del 99, per esempio, c'è un omaggio a Favretto, famoso, proprio si vede che tutti i pittori portano, c'è una mostra celebrativa di Favretto e portano omaggio al grande maestro, che verrà fatto anche nell'occasione del 99 un busto in bronzo che si trova ancora oggi nel cortile interno delle gallerie dell'Accademia. E da quel momento lì, come dire, poi la Biennale diventa una grandissima mostra internazionale, ha un grandissimo successo, le opere vengono comprate da privati ma anche da pubblici, in particolare vengono create per la creazione delle nuove gallerie d'arte moderna in Italia.
quasi tutte le città del tempo, soprattutto inizio Novecento, si forniscono di un museo d'arte moderna, quindi Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Trieste, o una grande collezione privata o un grande museo d'arte moderna, e dove fanno gli acquisti li fanno proprio alla Biennale, quindi è molto interessante andare a vedere i registri degli acquisti delle varie biennali, perché si vede proprio, come dire, il percorso del gusto. Noi troviamo un quadro di Tito praticamente in tutte le gallerie d'arte moderna italiane, quindi si va proprio a Firenze, a Roma, a Napoli, a Palermo, a Trieste, a Piacenza, a Torino, perché era proprio uno status symbol, così come Milesi, insomma gli acquisti sono quasi tutti praticamente molto simili fino a un certo punto, quindi le biennali che diventano il luogo, come dire, proprio degli acquisti ufficiali del re, ma anche delle nascenti, come dire, gallerie d'arte moderna in Italia. Vado alla conclusione e faccio un salto nel Novecento, perché ragionando sulle esposizioni nazionali e internazionali, secondo me l'ultima esposizione dell'Ottocento è l'esposizione del 1911. Perché? Perché dico questa cosa qua? Perché nel 1911 a Roma c'è la mostra del 50° dell'Unità d'Italia. È l'ultima esposizione internazionale dell'Italia in maniera tradizionale, poi arriverà la Prima Guerra Mondiale, insomma tutto quanto cambierà, il fascismo, quindi questa mostra qua è ancora una mostra, come dire, per certi versi tradizionale. Si celebra il 50° dell'Unità d'Italia, le celebrazioni sono tantissime, si fanno 2 grandi mostre tra Torino e Roma, quella di Roma in particolare è la mostra artistica importante internazionale. Anche la Biennale di Venezia per l'occasione deve cambiare le sue annualità, perché la Biennale era dispari, quindi 1895, si realizza fino all'edizione del 1909 e poi si passa si fa un'edizione nel 10 per anticipare appunto e poi diventare pari, quindi si fa 1909-10, poi si farà 12-14, poi c'è la guerra 20-22, quindi si fa un'edizione, quella del 10, come dire, molto velocizzata, per non sovrapporsi insomma all'11, insomma, che ci devono essere le celebrazioni nelle 2 capitali d'Italia, Torino e a Roma. A Roma nel 1911 c'è tantissime mostre artistiche, c'è anche tutta una sezione di mostre regionali, e sono andato a vedermi proprio per la conclusione che c'è un padiglione veneto in questa mostra, un padiglione enorme, bellissimo, veramente si ricostruisce praticamente interi edifici di stile veneziano. Molto interessante è che quale stile veneziano? Non soltanto il gotico, che era tipico, ma anche lo stile rinascimentale veneziano. Per esempio si costruisce una finta torre dell'orologio che vedete qua ispirata, oppure anche una parte con canali e gondole vere, una sorta di libreria marciana, insomma, in un altro lato dell'esposizione. Tutto, come dire, molto grande, quasi a grandezza naturale, anche il canale, le gondole, insomma, quindi veramente tutta una sezione praticamente dell'esposizione di Roma è dedicata al padiglione veneto, con questi edifici e queste case a grandezza naturale. All'interno dell'esposizione del padiglione veneto ci sono tutti gli artisti che vi ho nominato, quindi gli artisti, come dire, che circuitano intorno all'Accademia, quindi Ettore Tito, Bressanin, Milesi e tutti questo gruppo qua. Per concludere vi faccio notare 2 cose che secondo me sono molto interessanti dal punto di vista proprio artistico e delle esposizioni. Allora, dentro il padiglione veneto, che era diviso per città del Veneto, ovviamente, quindi c'era le sale dedicate a Venezia, quelle a Verona, Padova, Treviso e via dicendo. Una parte della sala dedicata a Venezia è questa sala qui che vedete in bianco e nero, è una ricostruzione perfetta del quadro di Carpaccio del Sonno di Sant'Orsola. E questa ricostruzione perfetta è firmata dall'artista Augusto Cézanne, che vuol dire che è praticamente la prima installazione della storia, perché questo artista, che era professore all'Accademia di ornato, di arti decorative, quindi sapeva, come dire, fare tutto dal punto di vista del legno, della decorazione, ma mette su praticamente un'installazione che oggi appunto sembra le cose delle installazioni ambientali che si vedono nelle biennali di adesso. Quindi, ispirato dal quadro di Carpaccio, mette in 3 dimensioni proprio la stanza di Orsola. Quindi io trovo che sia veramente interessante come idea, no? Di non soltanto citare il quadro antico, ma proprio di metterlo, come dire, in scena quasi, no? Anche perché era l'esibizione anche tutte le altre arti tipicamente veneziane, quindi il legno, il vetro, i mobili, tutto quello che c'era intorno alla stanza di Orsola. E questa è la prima cosa. E poi l'altra cosa
che è anche la conclusione, è la stanza della Sala della Gloria di Venezia. C'era una sala molto grande dedicata proprio alla gloria di Venezia. Questo è il soffitto, con questo bellissimo soffitto ancora una volta di Ettore Titto, che qui fa veramente una cosa spettacolare, quindi si ispira un po' a temi nordici, sembra quasi di vedere una valchiria, insomma, sull'alto, questi cavalli in volo. Molto interessante però secondo me il tema, che non è soltanto un'esaltazione di Venezia, ma guardate il titolo, che secondo me è molto emblematico, è l'Italia erede e custode dei tesori marini di Venezia. Quindi molto interessante che nell'esposizione di Roma del 50esimo dell'Unità d'Italia nel 1911 non c'è un'esaltazione, come dire, propagandistica oppure di esaltazione di Venezia, ma quasi una richiesta, come dire, quasi una custodia, cioè l'Italia si deve prendere proprio custodia dei tesori di Venezia, no? E con questo quadro, insomma, vedete che ricorda un po' il mondo tedesco, il mondo alla Bocklin, queste valchirie, queste figure, però molto interessante secondo me il tema proprio della, come dire, Venezia, che è patrimonio dell'Italia. Questo tondo qua si trova a Capesero, si trova ancora attaccato ancora oggi al secondo piano di Capesero, ma è poco visibile perché viene sempre coperto. Interessante che Ettore Titto, questo quadro dopo l'esposizione dell'11 viene depositato a Capesero, ma Ettore Titto lo donerà soltanto nel 21 a Capesero, quindi da quel momento diventerà proprietà proprio del museo. In questo momento, come dire, che Venezia è anche come dire, ferita, insomma, dall'acqua alta, mi sembrava molto interessante concludere proprio con questo quadro in cui, come dire, si vuole quasi prendersi cura, no, di Venezia. C'è una richiesta proprio, come dire, di aiuto, e che Venezia appunto è patrimonio veramente dell'Italia. Grazie. Ci hai fatto fare questa cavalcata dall'inizio dell'Ottocento fino appunto agli esiti del primo Novecento, cavalcata che noi abbiamo fatto anche con alcune mostre che sono state fatte nel Veneto, no? Venezia non è stata protagonista in questo, a parte Venezia 800 che forse è la prima, ma poi non so, è stato più Treviso che ha cavalcato l'onda dell'Ottocento facendo delle belle mostre. Venezia 800, il colore dell'Ottocento, e forse ci dispiace anche un po' che molti di questi capolavori, che noi ne abbiamo tanti a Capesaro, forse sono un po' sacrificati nell'esposizione stabile, permanente, a favore di scelte di altro genere. Capesaro ha proprio ereditato molte di questa pittura anche attraverso il sistema di acquisti che tu tanto bene ci hai spiegato, e ci dispiace un po', però non so se sia anche la tua impressione, che l'Ottocento veneziano potrebbe avere, anche perché è molto particolare, potrebbe avere forse una maggiore visibilità proprio a Venezia, in un museo che nasce in questo periodo. Ecco, io esprimo questa mia perplessità. Però lascio la parola al pubblico adesso, se vuole farti qualche domanda. E dopo? Ho tralasciato le mostre, quelle, insomma, della Bevilacqua alla Masa, perché era un argomento un po' diverso, però ovviamente dal 1908 a Capesaro nel mezzanino cominciano proprio le mostre dei giovani artisti, come dire, Barbantini, che viene nominato giovanissimo all'inizio proprio direttore dell'opera Bevilacqua alla Masa, dopo diventerà anche direttore di Capesaro, ma soltanto dopo la prima guerra mondiale. All'inizio lui è interessante che è proprio un 24enne, insomma, che arriva da Ferrara, e tra l'altro formazione giuridica mi sembra che avesse esattamente, e fa un concorso, insomma, bandito dal Comune di Venezia, lo vince e diventerà appunto direttore di queste esposizioni di giovani artisti, che però bisogna dire sono abbastanza in contrasto con questo mondo qua, insomma, come dire, questo mondo era visto dai giovani un po' come i bacchettoni, insomma, i grandi pompier, no? Cioè, quindi questi erano, dovete pensare che Ettore Titto vende i quadri
quadri praticamente in tutto il mondo, ha un successo enorme, fa mostre da Pittsburgh negli Stati Uniti nel Sud America, è pieno di quadri, quindi un successo enorme per un giovane che vuole fare un'arte diversa, un'arte, come dire, magari ispirata dal mondo francese dell'Ottocento, non so, da Van Gogh, Gauguin, questi maestri qua. Questo appariva al tempo, insomma, molto, molto vecchio, anche se bisogna dire che tutti i giovani artisti veneziani sono allievi di Ettore Tito, perché è così. Ettore Tito fino al 30, mi pare qualcosa, è maestro di pittura dalla fine dell'Ottocento, quindi praticamente li ha visti passare tutti, penso, non so, a Cagnaccio di San Pietro, Alessandro Pomi, insomma grandi maestri che sono diventati dopo, sono passati tutti per l'aula, insomma, di pittura di Ettore Tito. Però questa è storia, è un'altra storia, è la storia del prossimo anno, quando faremo il Novecento, quindi abbiamo un po' di pazienza, mentre il prossimo incontro, il 3 di dicembre, vede relatrice Ileana Capini di Sorio con il caso Crivelli, sono delle carte che sono state scoperte recentemente e che comunque sono legate al nostro tema dell'Ottocento, e Martina Massara, altra giovane studiosa, con le esposizioni accademiche e il collezionismo veneto, centrando di più proprio sul collezionismo privato, piuttosto che su questo che abbiamo visto invece è un collezionismo ancora molto, come dire, pompier, ancora un collezionismo fatto di grandi protagonisti anche tra chi acquisisce. Se non c'è qualche altra domanda? Buonasera a tutti.